Buongiorno Massimo Pugetto, presidente del CAF CGIL Regione Sardegna. Grazie per essere oggi qua con noi e soprattutto per la fiducia riposta nel centro servizi. Ecco, come mai questa scelta di un vostro punto qua? Beh, credo che il CAF della CGIL in maniera particolare, abbia il dovere di essere vicino alle persone, di dare servizi di prossimità, perché in un momento in cui tutte le grandi istituzioni, dall'Agenzia delle Entrate, dall'INPS, dagli sportelli bancari stanno ritirando dal territorio, è doveroso da parte nostra cercare di essere vicino alle persone, soprattutto alle persone che hanno dei bisogni e hanno dei diritti magari inespressi, perché magari non sanno di aver diritto a un bonus, per esempio, piuttosto che... A questo proposito, facciamo una menzione di quelli che sono i servizi del CAF, soprattutto i principali ai quali voi puntate. Il CAF ha dei servizi ad ampio spettro, dalla tutela fiscale del contribuente fino alla tutela sociale, quindi si parla di dichiarazione di redditi, di IMU, di dichiarazione di successione, di contabilità precolfe badanti, ma anche di ISE, quindi di tutti quei bonus che sono in qualche modo legati all'ISE, vedasi anche il reddito di cittadinanza per esempio. Voi siete presenti al centro servizi, esattamente che giorni e che orari attualmente? Attualmente siamo presenti il giovedì e il venerdì mattina, sia come servizio CAF, sia come servizio di patronato, quindi tutto il campo che riguarda la tutela pensionistica delle persone. Voi siete presenti già da diversi mesi, diciamo che siete fra i pionieri del centro servizi, e qui vorrei fare una menzione, insieme all'An System e la dottoressa Patrizia Picus, dall'inizio avete creduto in questo progetto. Questi mesi come sono stati? Sono stati mesi, in qualche giorno direi anche entusiasmanti, perché forse anche noi all'inizio non credevamo alla risposta che abbiamo avuto da parte della popolazione residente della zona, ma questo ci fa enormemente piacere perché, come dicevo prima, siamo i più contenti di tutti se riusciamo a aiutare le persone. Ecco, questa è una cosa importante, quello dei servizi, anche perché conosciamo il territorio, è un territorio che normalmente è stato un po' dimenticato da quelli che sono i servizi ai cittadini. Noi abbiamo fatto questa scommessa e grazie a grandi aziende, ai grandi operatori, incluso anche la CGIL, stiamo rivalutando un territorio e soprattutto ci siamo resi conto, ormai abbiamo raggiunto 1600 associati, che esiste un bisogno reale da parte di queste persone qua. Cosa vi aspettate voi esattamente da questo bacino di utenti? Da questo bacino di utenti sicuramente ci aspettiamo innanzitutto che siano nel tempo più numerosi. È importante costruire un rapporto di fiducia con le persone. Quando una persona si affida la propria vita da un punto di vista fiscale o sociale a un CAF, un patronato, deve godere di quel rapporto di fiducia che si costruisce nel tempo. Quindi credo che la nostra presenza, diciamo così, non sia estemporanea. Per terminare, quello che è un'idea che noi abbiamo messo su di unire diversi professionisti che vanno dalla sanità, dal benessere, ma soprattutto servizi al cittadino. Ecco, cosa le sembra questa combinazione unita dentro un unico centro? Mi sembra assolutamente un'ottima idea. C'è bisogno, come dicevo anche prima, di dare dei punti di riferimento ai cittadini e il fatto di conglobare tutta questa branca di servizi credo che sia una cosa molto importante e possa veramente avere quell'utilità anche sociale. Grazie mille Massimo Pugetto, grazie per l'intervista, grazie per la fiducia nel centro servizi e ci auguriamo continuare e migliorare anche quelli che sono i servizi insieme. Grazie a voi.